diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, Fiorella e Baldini. Viva Radio 2! Il grande varietà Radio 2. Buongiorno! Ci siamo! Viva Radio 2! Oggi è live! mercoledì! Sai che tu hai una pianta di rucola su un dente? Davvero? Sì. Ho mangiato quello. Quello. No, ho mangiato, sai cosa? Devo essere sincero. Il ho mangiato. pistaccio? No! Neanche. Ho mangiato, come si chiama? Non lo so. Cicoria ripassata. Si vede. Si vede? Sì, da ora non più. Ora che È ti andata devo via. in diretta, dico. Sì. Ti devo chiedere uno stecchino? No, ma è andata via poi, è andata via. Ce l'avevi prima. Ci provo in diretta. Sì, è difficilissimo togliersi la cicoria da un dente se ci riesci. Vabbè, ma ti dà fastidio a te? No, a me niente, E allora, anzi. ci dobbiamo baciare io e No, te? assolutamente. E allora, che vuoi dalla mia vita? No, niente, Ma io lo non dicevo so. per te, magari. Dai, forza, fotografia. puntata meravigliosa oggi, puntata bellissima, è bello Sì. quando c'è il gusto della diretta. Sì, sì, di sì, essere sì. qui e quello Live, che si dice dal in questo vivo momento, proprio. guarda, il pubblico che è venuto qui, Sì. che non è mai stato in questo studio, e ha la faccia di chi dice Oh, chissà cosa accadrà Ti vedi? adesso, è questo. Scusate. Sì. C'è riuscito, c'è quasi riuscito. Si è tolto un canino, proprio, l'ha messo sotto l'acqua Solo e se l'è rimesso. Berlusconi vuole il chirurgo per levarsi la rucola. Sì, c'è un chirurgo apposta. Col cosetto? Sì. Allora abbiamo la nostra orchestra! Sì, Vai! eccola. Enrico Cremonesi, stacco! 2, 3, 4! Everybody can. Yeah. Eccolo qua. Sui Grande. giornali Sì. impazza Vallettopoli, sui Sì. giornali impazza Vallettopoli, Corona. il mondo dello spettacolo è squassato. Sì, da questo Da scandalo. questo scandalo Sì. dove noi non Fotografie. siamo coinvolti. Stranamente no. Stranamente no, non siamo No, coinvolti. vabbè, ma noi eppure siamo noi- due vecchie, andiamo a letto la veramente sera alle 10. no, cosa... ma ti pare? A me, cosa a me possono a me prendere? mi dà Mentre ti mangi 5.000. la paiata, l'unica Sì, foto sì, che ti possono fare. incredibile, guarda, pensa Sì. che Corona si è fatto la foto segnaletica da solo. L'autoscatto. E sei ricattato Da solo, Sì. da solo. Vabbè, prima o poi, Sì. ragazzi, come si dice il proverbio, damme tempo che te percio. Che vuol dire te percio? Che lingua è? Te percio. Ah, ti Si acchiappo? dice- E in Sicilia c'è un proverbio che dice usucci ci rissa la noce. Usucci, sai E il che topo? dissa la noce, Sì. damme tempo che te percio. Ah, Cioè, nel che senso- ti buco? Sì, esatto. Bravo, capito. mi è piaciuta. Dimmene uno toscano adesso. Niente, Voi avete solo in Toscana ce n'è c'hanno solo in Toscana toscani. c'hanno solo tromba di No, qui, no, fatti no, qua, no, e no, ti no. rompa il culato, No, ce ne sono anche mille, ci sono gli scioglilingua. Tipo? Chi sena per secca semina, sena per secca raccoglie. Se lo Bello. dici ti do un deca, dai. Chi sena per secca? No, chi sena per secca semina, sena per secca raccoglie. Vai. Chi sena per secca semina, sena per secca raccoglie. Sei piano, adesso dillo veloce se ti riesce. Come? Chi sena per secca semina, sena per secca raccoglie. Dicevi? Eh? No, non riesco. Ah. Dai. Ti è piaciuto il dammo surci? Dammo surcio, Usurci surcio dice disse alla noce. dammo tempo che te percio. Anche Bellissimo. Pippo Baudo disse del noce. Dammi tempo che te percio. E del noce gli rispose. No, non è possibile che questo lo bisogna fare perché non volete cosa mi dice voi? Io non ho detto assolutamente niente di quello che la Allora, Sì. Cremonesi, tu sai chi è Saverio Costanzo che verrà qua ospite? Hai visto un suo film per caso? No. No. Sì, lui non c'è, va al è cinema, sincero, non va. no, purtroppo gli elfi dei boschi Non non li fanno vanno entrare, al cinema, no. non è che Sì, esatto. vanno al cinema. Lui ha visto solo il Signore degli Anelli. Perché essendo lui c'era i Frodo, suoi simili, sì. allora gli elfetti. Quelli che hanno le mani al posto dei piedi. No, ho visto. sai che da tanto tempo che non facciamo cantare Enrico Cremonesi? È vero, da tanto dai. tempo che gli facciamo cantare. Sai quelle canzoncine dalle voci efebiche? Ah, sì, certo, dai. Canta un pezzo, dai. Qual è un pezzo di Joss Stone? Sì, certo, come no? Sentiamo un po', Sentiamo. sentiamo Cremonesi che canta. Got the right to be wrong and the na 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 na. Got the right to be free. No, non la so. Scusa un attimo. Bella, l'ha fatto un pezzo, poi no, non la so. Scusa un attimo, se tu devi cantare, se devi cantare na 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 na, la canti anch'io la meglio. so. Scusa un attimo. Canto anche Beethoven. No, no, Allora, no. fammi un pezzo, zitto. Fammi un pezzo degli Oasis. Dai. Today's gonna be the day that I'm throwing them back to you. Ora, na, na.
right now you shouldn't somehow realize what you gotta do. Qui ti voglio. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. On the slip to the side, do the ride, it's now. No, non la so più. Era uno degli nostri autori, Cassini, che aveva tentato. Bravo Cremonesi, il pubblico ti applaude spontaneamente. Ma fa dirlo, ti fanno l'applauso. Oh. Vogliamo cominciare allora? Col Quirinale, Sì. tanto che non lo chiamiamo. Perché? Quello italiano. Lo sai, no? Cosa ha detto il. No, non so nulla. È il Dimmi. presidente che Ma quando contro l'ha la detto? taglia qualche giorno fa. Contro la taglia? Contro la taglia cos'era? La 40. La 40, sì, perché c'è il sì. problema Dell'anoressia, dell'anoressia, esatto. delle modelle troppo magre, degli stereotipi. Allora lui giustamente Gli stereotipi ha esternato, Sì. essendo presidente. Guarda che pure noi uomini ci stiamo Sì. rovinando. Io mi sto rovinando la vita, tu lo Cioè, sai, sì, perché? perché lo stereotipo di men's health qual è? Certo. È quello con la tavoletta di cioccolato a posto degli La addominali. tartaruga. Ora noi poveri 46enni fasolari Esatto. che mangiamo il pane inzuppato nell'olio e che facciamo Sì. la scarpetta Sì, su con qualsiasi tutto. cosa. Io Sì. pure ormai faccio la scarpetta pure per strada sul fango e mangio qualsiasi Grazie. cosa. Come facciamo a stare al tempo, a stare al passo col tempo? Sì. Cioè oggi sembra che quasi se tu non abbia gli addominali. La tartaruga davanti. Io non ho tartarughe, io ho la tartaruga però messa al contrario, girata con le mani. Con le Capito? zampe? Sai perché si chiama tartaruga? Perché piano piano se ne va. Cioè, capisci? Ah. Io una volta avevo Sì. gli addominali senza farli, pensa. pensa. Adesso ho i lardominali. È una sì, cosa. uno solo, però. Invece, però, tutti i giornali, c'è uno poi ti vede, come si chiama quello? Raffaello Balzo. Ah, sì. Hai capito chi è Raffaello Balzo? Quello dell'Isola dei Famosi. Esatto, Sì, che sì. si presenta ovunque a torso nudo. Con sti come si Noci chiama? di Sta cocco. confezioni di raviolotti messi a posto dalla pancia, e tu che guardi questo stereotipo, che cosa fai? Arrivi a casa e delle volte mia moglie mi trova per caso steso sul tappeto che faccio come i fumetti, puff, pant. Che pensi che già subito di averli, Sì, no? e poi appena finisco, che faccio? Vado davanti allo specchio e comincio. E non vedi niente, faccio un minimo di saltello, Sì. capito? Così, tum, e tutto intorno a te trema. Il budino? Sì, io sai che una volta ho Sì. provato a mettermi cosini, quelli elettrici, sai quelli che ti attacchi? Ah, sì, ci ho provato. gli una volta, elettrostimolatori. sì, appena l'ho fatti, me ne sono messi gli addominali, no? Capirai? Certo, Primo uno punto, prova. uno dove se ne mette, dov'è? Le No, tu addominali. no, vuol dire io il so dove l'hai messo. Subito, per vedere se. Ma Ma io l'ho messo negli addominali. Sì. Oh, ti giuro, ero veramente una cosa. Sai quando fanno. Il budino, quando hai Ma fatto no, il ma budino. di più, una cosa proprio. Le palpebre degli occhi, mi tremava tutto. Ah, ma è e quelli che forte? fanno le pubblicità, puoi fare Sì. tutto, nel frattempo leggi il giornale, così ma tu attacchi, c'è il giornale, Sì. metti in moto l'elettrostimolatore, come dire. No, e poi si ferma e poi leggi, allora c'è. E poi si ferma. E poi. Come fai certo. a leggere? Pensa Vabbè. che Bozzi l'ha fatto una volta, Bozzi, Sì. Francesco, l'elettrodo si è perso nella puzza proprio. Allora scusate, un momento di pausa, Quirinale, stop! sì. Ah. Finita la pausa e Bene, allora è durata eccoci un qua. secondo, Un però. secondo, ho Ecco preso un qui, caffè vabbè. al volo Sì. bollente, tra l'altro Sì. mi sta veramente l'esofago Sì. che si sta infiammando. Ci colleghiamo con il Quirinale. Rinale. Sentiamo, dai. Proviamo a telefonare a Quirinale, sentire se ci sono e a parlare con il numero uno del nostro paese, che tutti voi saprete chi è. Pronto? Se sono io Quirinale, va a Ma scusi, ma perché ci hanno mandato tutti? Guardi, mi ero stufato del solito tram di Ah, rispondere ho sempre capito. buongiorno e buonasera, ho mandato a quel paese vabbè. senza Vabbè. tanti complimenti. Sì. Dicevo, volevamo Non so se parlare? non so se avete notato. Sì. Avete notato? Cosa? Quando dai centralini Quirinale scappa una parola non codificata, c'è la censura automatica. Ah, il bip automatico, eh? Guarda, brutto figlio della È vero, è bippato, ha ragione. Che non ho neanche capito quello che mi ha detto. Vabbè, vado avanti, io Senta, volevo sapere, c'è il numero uno del nostro paese? La ringrazio per avermi definito il numero uno del paese. No, non ce l'ho con lei, No. guardi.
Parlavo con colui che ci guida con sicurezza ed è seguito da tutti noi italiani. Ah, ho capito, sicurezza, italiani. Do il numero di Fisichella. Ma che Fisichella? Ma no, vogliamo parlare con il presidente, dai, tagliamo corto. Ma sta parlando Giorgio? Sì, è napoletano, sì. Allora un attimo, vedo se c'è, ti metto un attimo in attesa. Sentiamo, ti metto un attimo in attesa, sì. ti metto un attimo. Sì, in attesa. Ale. Sta Fisichella ormai. Siete in linea Sì. con il centralino del Quirinale napoletano. Se desiderate il corso della Guardia di Finanza come combattere la pirateria informatica su 4 CD masterizzati digitale 1. No, grazie, no. Se desiderate l'abbonamento al centro abbronzante o solo meglio digitale 2. Neanche, grazie. Se desiderate la cassetta degli attrezzi Andreotti con 6 giravite spaccati più 6 giravite a croce, modello il senatore a vita e svita, digitale 3. No, guardi, veramente volevamo parlare con il presidente, se possibile. Va bene, ma vogliamo un attimo. Ok, sentiamo. Giorgio! I corridoi sono lunghi, allora. È l'eco, capito? Giorgio, questo è solo Giorgio, eh? È tornato indietro, adesso riparte, ecco. Oh, Gioier. Alla rovescia, capito? Giorgio, sentiamo. Caro paesano e care paesane, C'è, nel mio discorso, molti giorni fa. esattamente, mi scagliai contro la ricerca della magrezza a tutti i costi. Sì, l'abbiamo E lo letto. dissi, mi ricordo, l'8 marzo, L'abbiamo letto su il Repubblica giorno della festa. delle donne. Esatto. L'abbiamo letto su Repubblica, c'era scritto Napolitano contro la taglia 40, un problema che si trascina insomma da un sacco di tempo. Io l'ho risolto in 5 minuti. Ah, bene, perfetto. Come? Bravo, mi aspettavo questo domanda. Certo. Con i numeri romani. Cioè? Se lo scriviamo con i numeri romani, come si scrive 40? Con una X e con una L. Giustamente. XL. Ecco. Così diventiamo tutti con la taglia 40. Lei è un genio, presidente, veramente. Lo so. Lo so. Maldini, mi raccomando, basta con queste donne dalle forme perfette. Sì. Basta con queste Carle Bruni. Calma, sì. Basta con queste Moniche Bellucci. Insomma, sì. Basta con queste Manuele Arcure, Arcuri. belle e magre. Sì. Queste sono icone da buttare via, anzi, qui al Quirinale ho approntato degli appositi contenitori per top model scadute. Quindi quando decidete di gettarle, portatele qua. Che ci pensi? Ecco, va bene, presidente. Senta, vuole fare un discorso alla nazione adesso? Certo. Bene. Tengono discorso fresco fresco appena asciutto dal forno del Quirinale insieme al pane cafone e alla pizza al pane. Vabbè, sentiamo. Care paesane e care paesane, Sì. buongiorno Italia, gli spaghetti al dente Sì. e un partigiano come presidente, con l'autoradio stretto nella mano destra. Sì, il canarino sopra la finestra. Avete ragione, Baldini. Lo aggiungo al discorso, mo chiamo Del Piero. Certo, il canarino. Vabbè, Ok. io vi saluto. Sì. Viva la Costituzione, viva De Laurentiis, viva Cannavaro, ma no Fabio. No. Paolo. Quello donato. Grazie. Ecco questo. Grazie al presidente Napolitano. Eccolo. Maledetto lo sguardo che tu mi hai regalato coi tuoi occhi blu, imbambolato davanti a te, tu che mi giuravi amore, soldi, sesso e felicità. Ma l'estate se n'è andata così, senza vederti, se n'è andata così, senza parlarti, se n'è andata così, senza una lira, se n'è andata così. Tra gli ombrelloni cerco gli occhi tuoi blu, tra gli aquiloni cerco gli occhi tuoi blu, nelle lenzuola cerco gli occhi tuoi blu, solo parole, tu che mi dici
Sei arrivata con quegli occhi blu, rincoglionito, ti ho detto sì. E tu mi dicevi sei stupendo, sono pazza di te. Ma l'estate se n'è andata così, senza baciarti, senza gli occhi tuoi blu, senza rimpianti. Se n'è andata così, non c'è un rimorso dentro gli occhi tuoi blu. E l'estate è finita così, sotto la pioggia, è finita così, cade la neve, è finita così, sei stato un sogno colorato di blu. È finita così. Voce del verbo essere, l'estate se n'è andata. Che cosa abbiamo fatto? Una bello, nuova proposta sì. nostra. Magari queste sono canzoni che erano andate a Sanremo, scartate, poi ci arrivano a noi e le mettiamo. Sì, sì, È infatti. molto carina, molto divertente. Il pubblico ha gradito. devo Molto, dire. Ha giusto? sentito questa canzone, non sta più nelle sedie, non stavano nelle sedie, Sì, ballavano, infatti, poi ballavano. sembravano tutti dei cubisti. Sì. Veramente vero. incredibile. Allora, Sì. caro Baldini, chiamiamo Mike? Adesso? Subito? Subito, Sì, non dai, perdiamo va tempo. bene, ok. Ma prima, Sì. fammi sentire Cremonesi. Esatto, perché lui non... Fammi un pezzo, un'altra canzone, perché oggi ce l'ho con te, guarda, perché oggi mi hai stupito come hai cantato prima gli Oasis. Mi sono stupito anch'io. Sai come si chiama l'altro gruppo inglese che mi piacciono tanto? I Maroon 5. Maroon 5. Capito? Conosci Maroon 5? Più o meno, sì. Maroon 5, 5 maroni vuol dire. Sì. Maroon 5. Maroon 5, è vero. Allora, fammi un pezzo dei Maroon 5. Attenzione, Cremonesi. Il testo in- proprio però. Il testo chi vuoi che lo capisca? Dai, vai. Sì, dai. Ok, grazie. grazie. Se tu devi cantare allora, lascia sta. Lascia sta. Che devo fare? Devo fare. Ti faccio io un pezzo. Vai, io sai sentiamo. che sono molto fuliginoso, antico. Sì, Signori, pezzo? ho trovato un pezzo dei Camaleonti. Wow. Ragazzi, questo è un capolavoro, Perché notate, adesso noterete il cantato con vibrato di un pezzo meraviglioso, L'ora dell'amore, nota sì. anche la dizione delle O chiuse, appunto giusto. I Camaleonti in L'ora dell'amore. Sentiamo. Senti che la magnificenza, senti questo giro di piano, un po' veloce. Senti, Bandini. Da molto tempo in questa stanza C'era il vibrato, e le persiane chiuse, non entra più luce qui dentro, il sole è uno straniero, è lei che mi manca, è lei che non c'è più. L'orologio della piazza ha battuto la sua ora. È tempo di aspettarti, è tempo che ritorni, lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore, è l'ora dell'amore. Eccola! Complimenti alle rullate delle Pacciani. rullate Messo Pacciani, che tra l'altro rulla in tutti i sensi e rolla perché lui si fa le calme. no, diciamo quello perché sennò lo fermano, lo tamponano all'uscita Subito. da Via Asiago. Lui e la batteria. Diciamo che lui ancora non ha smesso di fumare, perché qui abbiamo smesso tutti di fumare, No. tranne Parla- Baldini Bravo. e proprio il nostro batterista Pacciani, che però fuma ancora le sigarette, quelle lì di una volta che si Rullavano. come si chiama? Drum, quella roba lì, drum. Pensa, usa le foglie di tabacco. Il Samson, lui
lui fuma il Samson. Ah. Tu hai mai fumato il Samson? Mai in Io tutta la durante il vita. servizio militare fumavo il Samson perché si risparmiava, no? Con una busta di Samson ci facevi... Ah, una busta di tabacco. Sì, una Samson busta del di tabacco. Perché Ci pensavi facevi- cosa fosse il Samson? Che ne so, un gelato ci fumassi, cioè dallo stecchino. Ma sei un cretino. Ma Che di- ne so io. Vabbè, dai. va bene. Senti, allora chiamiamo Mike? Quando? Adesso a casa? No? Vabbè, Sì. chiamiamola a casa. Vai col numero. Scusami. Mi rifai l'inizio, sembra carosello. Sì. Mi rifai l'inizio del numero? Mike. Pa. Stiamo chiamando il signor Mike, appuntamento consueto, anche se Mike si è fermato a parlare e arriverà un po' più tardi al telefono, però eccolo là, adesso ci è arrivato, sentiamo se c'è. Pronto? Sì, ciao. Come ciao, signor Mike? Da quando in qua lei dice sì ciao? Allora, senti, non ho tempo, va bene? Vabbè, allora che dobbiamo fare se non ho tempo? Possiamo registrare? Vabbè, se vogliamo possiamo registrare, ok? Sì, vabbè. Che cos'è oggi? Oggi è mercoledì. Facciamo finta che sia martedì. Ah, va bene, ok. Posso dire quello che voglio? Se è registrato sì, poi alle brutte... Allora va, Ecco, tagliamo poi, questo sarà bippato, è bippato comunque, no, vedi? Allora, Senta signor Mike, ma avete detto perché... che siamo registrati? Ha detto Posso dire sì, anche cose sì, che certo. solitamente non dico. Non dico. Ma è perché deve dire qualcosa in particolare? A volte ci sono delle cose che meglio non riportare, almeno in pubblico. Pensate come quella volta che Pippo Baudo si diceva, erano voci, avesse un flirt con Malgioglio. Addirittura. Ovviamente erano soltanto voci. Ah, meno Solo male. il vecchio Mike ha le prove. Ah, Ma sì. vi raccomando, questa tagliatela. Va bene. Rimanga tra noi. Sì. Se no non posso dirvi chi è il vero papà di Massimo Giletti. Perché scusate, chi è il vero papà di Massimo Giletti? Ma non lo sapete. No. È Pippo. Ma come Ma lo ancora? sanno in pochi. Lo Ah. sanno, ma come al solito il vecchio Mike ha le prove. Ma. Anche questa non ditela, se non sembra che ce l'abbia col vecchio Sì, ma Baudo. scusi, che prove ha? Quali sono le prove? Pensate, amici ascoltatori, ho una foto di Pippo che accompagna il piccolo Giletti col grembiulino all'asilo. Che scena deve Potrebbe essere? raccontare il vecchio Mike. Ad esempio, potrei dirvi chi è il chirurgo che ha operato Amanda Lear. Ma perché scusi, come fa a conoscerlo il chirurgo che ha operato Amanda Lear, scusi? Lo stesso che ha operato Pippo. Ma come dai? Ma di cosa si è operato? Diciamo che si è fatto delle extension. Extension, ma se ha pochissimi capelli. Non ho mica parlato di capelli. Vabbè, allora ho capito, dai. Forza, iniziamo questa registrazione. Signor Mike, guardi che noi abbiamo già registrato, cioè non... sì. E quando andrà in onda? Va in onda, sì, abbiamo registrato, andrà, sicuro. Se vuole... Quindi andrà in onda tutto questo? sì, se no dobbiamo farne un'altra, se vuole. Andrà in onda il fatto che ho detto di Baudo? Sì, esatto, se vuole ne facciamo un'altra però. No, chi se ne frega, sono cacchi di Pippo, lasciamo stare lì. Va bene? Allora ci sentiamo più tardi, provate a Grazie, chiamarmi. grazie magari signor vi rispondo. Mike, arrivederci. Allegria, Allegria. ascoltatori. Eccolo qua. Se c'è una cosa proprio che non mi spiego, è il paragone che fai sempre tu. Quando mi parli del tuo tempo passato, di tutto quello che oggi non c'è più. Ancora non lo sai, che i tempi sono cambiati. Mi è bastato fare un doppio clic e ci siamo innamorati. Mi guardo dentro ed esce fuori l'istinto, ti penso il vuoto mi ritorna su. Un altro ostacolo e non sono convinto, e poi la guerra vista alla TV. È vero, giocherei alla PlayStation con Rivera, con Tardelli che si illumina nell'urlo di vittoria. Trovo un vecchio foto, brillantina gogo, come il grande Totò. Quando c'era Carosello era tutta un'altra cosa. Mi piaceva far l'amore solamente con te. A spasso nella 500 ti senti già mia sposa. Sciogli quei capelli al vento che mi inebrio di te.
100 ti sentivi già mia sposa. Sciogli quei capelli al vento che mi inebrio di te. Io sono al passo con i tempi, non sono certo un gigolò, sì lo so, sono un po' retro. Filo! Eccolo qua. Entertainment presenta il nuovo programma di Adriano Celentano. In verità vi dico su Rai 1. Fra mai. Proprio sempre di più, lo sempre prende. di più, 9 vabbè. anni, 10 anni. Sì, infatti. Ma poi ci chiama Claudia Mori. Sì, secondo me ci dice qualcosa. Ci chiamerà. Ok. Va bene. Allora, era bellissimo Sì, questo filo. Sì. Questo Sai, filo. È bello che hanno sbagliato a scrivere, invece che scrivere quando c'era Carosello, hanno scritto quando c'era l'Arrotino. Ma dai, hanno fatto un mix fra le due canzoni. È la vecchia canzone, sì, esatto, che avevamo sempre. Siamo arrivati al momento dell'ospite. Siamo arrivati al momento dell'ospite, siamo onorati veramente con molto piacere e applaudiamo con noi Saverio Costanzo. Caro Saverio, buongiorno. Buongiorno. Saverio non è avvezzo a platee, diciamo. No. Per niente, vero? Né radiofoniche né televisive, infatti. Televisive mai, radio poca. Poca, non sei avvezzo, diciamo. No, non sono molto. Però diciamo che grande. Saverio ultimamente ci siamo conosciuti, intanto ci siamo conosciuti circa 12 anni fa. Sì, 12 anni fa. Sì. Lui era un ragazzino di Vispo. Già con la passione. Sì, non lo so, no, gli avevi già la passione 12 anni fa? No, in realtà cinema? no, Vedi? perché andavo a scuola, ero proprio al Che liceo. scuola facevi? Liceo... Facevo il Mamiani. Il Mamiani. Che è quello che a sta Roma. qua dietro, sì, a Roma. Quindi come ti è venuta la passione per il cinema? Ma per caso poi ero andato ad abitare a New York, sono stato un po' a New York e lì lavoravo, facevo documentari, poi... Hai fatto un documentario lì? Ho fatto più di uno, ho fatto un paio di documentari e poi lavoravo come operatore per anche telegiornali italiani, capitava spesso che... E poi sono andato in Israele e lì ho trovato la storia del primo film. Un'infanzia tranquilla, cioè New York, Israele. Ha fatto questo film Private, giusto? Private, sì. Private, che per un periodo si diceva che doveva essere candidato addirittura all'Oscar. Sì. Fu candidato dall'Italia e poi l'Academy lo ha respinto. Per un motivo strano. Perché non era in lingua italiana. Però da quel momento è cambiato il regolamento dell'Academy. Cioè l'anno dopo l'Academy accetta anche film che vengono da paesi, metti l'Italia, girato in indiano. Quindi si può... Abbiamo fatto cambiare il regolamento. Per chi non lo sapesse, vogliamo raccontare in breve di cosa parlava Private? Era la storia di una famiglia la cui casa era stata occupata dall'esercito israeliano, famiglia palestinese. C'è una convivenza forzata fra queste due. Tra l'altro, posso dire una cosa mia, io credo che si possa noleggiare in questi giorni, credo che sia uscito. Sì. Penso, quindi se avete la curiosità di vedere questo film, andatelo, cercatelo e insomma guardatelo, che è veramente bello. Ma invece qui Saverio è perché è nuovo film è uscito, nelle sale. Tu sai come si intitola, Baldini? Sì, Memoria di me. Tu bravo, in memoria di me, e tratta un argomento di cui tu dovresti essere ferrato. La vocazione, in quanto lui in famiglia tu c'hai lo zio, no? Lo zio sacerdote, Don Baldini Sergio, che Don Baldini c'avevo perché ormai è anziano, molto anziano. E tu da piccolo avevi, facevo il chierichetto, certo. Chierichetto, ma non hai mai avuto la vocazione? Ma mi conosci bene a me? Vabbè, ma sai, e invece Saverio, questo parla proprio del noviziato, no? Questo è un noviziato, sì, poi in realtà è anche altro rispetto al noviziato, però il contesto dove è inserito è un noviziato di un ordine non specificato, molto colto, di questi un po' una specie di metafora della Chiesa oggi, ecco. Ma la Chiesa, qualcuno della Chiesa ha visto il film? L'hanno visto? Sì, si sono anche un po' indispettiti. Ah, sì? Pure? Un po' sì. Come mai? Un pochino? Ma perché ritengono sia alterato il contesto, descriviamo qualche cosa che secondo loro non è più così. Faccio un po', io dico, tu da cosa, cioè a chi ti sei ispirato, come ti è venuta soprattutto l'idea di fare un film così sul noviziato? Ci hai avuto notizie da qualcuno, hai parlato con qualcuno, ti sarà informato? Sì, no, l'idea è un libro che si chiamava Il Gesuita Perfetto del 60 e poi da lì abbiamo
abbiamo fatto tutte delle ricerche, diciamo, spirituali, nel senso che abbiamo fatto esplorazioni dentro questo mondo e anche dentro tutti degli esercizi meditativi che ci sono dentro questo mondo, e poi è venuto un film che però non è didascalico rispetto alla realtà, ecco, non vuole essere un po' come l'altro, era più documentaristico, questo è più di interpretazione in qualche modo. Senti, noi, Saverio, abbiamo una, diciamo, nostra amica e vogliamo dire, un'ascoltatrice che è qui, che ha visto il film. Ha visto il film, quindi lei non è una critica cinematografica, ma è una però che l'ha visto. però Vede l'ha un visto. sacco di film. Lei l'ha visto, Donatella. Un film intenso, intimo, introspettivo. Ammazza. Forse un po' difficile, però secondo me può lanciare un messaggio di spingere alla riflessione, quindi è per tutti comunque. Ritengo che la scelta degli attori sia perfetta, eccellente direi, perché sembrano veramente dei seminaristi. Allora, fermiamoci un attimo, chi sono gli attori? È importante sapere. Sono Christo Girkov, che è un bulgaro, quello del Mestiere delle Armi, faceva anche una cosa nella Passione di Cristo di Mel Gibson, e poi c'è Filippo Timi, che è un attore di teatro che ha scritto anche un libro, Tutt'al più muoio, l'anno scorso, che ha avuto molto successo. Fausto Russalesi, Marco Baliani, Andrea Henniche, che è un tedesco favoloso che recita in italiano senza parlare italiano. Donne non ce ne sono. Donne no, c'è un certo punto la storia è dura, sì. Una monachella. No, c'è a un certo punto una madre che arriva. Ecco, però. Sì, vabbè. Poi tra l'altro è perché ridi? Perché ho detto una monachella. Vabbè, ci può essere, di passaggio, sai, com'è? No? Sì, passava con la macchina. Perché non può essere. Io l'altro giorno ho raccontato, stavo mettendo sotto con la Vespa 2 preti e 2 suore insieme, sono 400 punti. Sì, è vero, era roba, E capita, e stavano insieme, voglio dire, non è che non ci sono rapporti, voglio dire. Quindi, dicevo che io ho letto all'inizio, no? Che aspetta, vediamo se c'avevo qui una cosa che mi aveva incuriosito. Si chiama Andrea Allora, Andrea scopre il volto del silenzio e la forza della fede, continuando a dar sfogo ai dubbi che lo assalgono. Cioè, nel senso. Spettatori zero, capito? No, dubbi che lo assalgono cosa vuol dire? Avrò fatto bene o meno a quello? Esatto, sì, è tutto, sì, poi si deciderà, esce, entra, resta o rimane, insomma, quello. Ma forse è per quello il... che la Chiesa si è indispettito, cioè magari la Chiesa pensa che una volta che c'ha la vocazione entra, basta, non ci può essere un buttano via le chiavi, no. Ma la Chiesa si indispettisce comunque, a meno che tu non fai il santino, ecco, a meno che non fai. Perciò la Chiesa in realtà poi c'è un bacio a un certo punto. Attenzione. C'è un bacio tra un novizio e il padre superiore. Attenzione. No, però, attenzione. Poi è stato molto male interpretato, nel senso che poi il bacio sui giornali. Quando il film è andato a Berlino, al Festival di Berlino, e da lì ci fu tutta la polemica, il bacio omosessuale fra un giovane. In realtà era una trasposizione del Grande Inquisitore di Dostoevskij, dove c'è il bacio di Gesù al Grande Inquisitore, che era un po' il potere della Chiesa che parlava a Gesù, che gli diceva che sei venuto a fare qua, la gente non ti vuole più, siamo noi che dobbiamo educarli. Nel film c'è. Nel film c'è il bacio. Scusa, Donatella, tu che non così, come l'hai? Io sono cattolica, non mi sento minimamente indignata, né l'ho letto come una cosa omosessuale. Tra l'altro è un bacio casto, non è un bacio. Perfetto, vedi? Senza lingue. Vox Populi. Allora, allora dai. Signori, amici radioascoltatori, io sono incuriosito. È venuta la curiosità di andare a vedere questo film e nelle sale, in quante sale a Roma? A Roma è in 4 sale. Qua così poco? A Roma? Beh sì, ma a Roma, poi comunque non è a Roma 4, no, in realtà anche col Warner Village, poi c'è anche Ostia l'ha voluto. Vedi? Ostia, certo, è un film. Quindi amici di Roma, poi Milano. Poi non bella Bacio senza lingua comunque. Se ci fosse stata la lingua sarebbe stata latina, quindi. Ecco. Caro Saverio, noi il nostro dovere l'abbiamo fatto, ma con piacere, perché promuovere un film di Saverio Costanzo per me è un onore. Io sono convinto che
stai facendo delle cose bellissime, ma sicuramente sentiremo parlare, non ti voglio dire niente, ma un giorno arriverai là. Arriverò lì. Là. Però quel giorno, il giorno dopo devi venire qui con la statuetta e ce la devi mettere qua. Sì, esatto. Ok, se ci saremo, io ci sarò, Baldini, lo sai. Non sarei. Signori Saverio, Costanzo, eccoci qua. Allora ricordiamoci in memoria di me, Saverio rimane qui con noi, io lo devo vedere, devo avere di andare, da un po' che non vado al cinema, lo sai, perché da quando ho la bimba al cinema è dura, come fai? Mi viene difficile. Abbiamo trovato il battito animale. Fammi il battito animale, ti ricordi? Una volta c'era preso la fissa di celentanizzare tutto quello che trovavamo e una volta abbiamo celentanizzato l'inizio del battito animale di Raffi, non so se vi ricordate, credo abbiamo perso la testa, soltanto perso di vista. Sentite come si può celentanizzare. Credo abbiamo perso la testa, soltanto perso di vista le cose più vere. Il mare in tempesta e forse non basta, ma confesso di avere paura, non mi era ancora successo, paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi, ma se lo controlli col senno di poi non batterà mai. Stop! Eccolo! Celentanizzata, Ve la siete ricordati, ragazzi? Grazie. Cremonesi, qual è l'ultimo film che hai visto, a parte Il Signore degli Anelli? Non se lo ricorda, è andato, non me lo ricordo. Nel 31 è andato. Ricordati, una sala cinematografica, ricordati. A proposito del film di Saverio Costanzo, devo dirti una cosa, te la riporto perché ho incontrato Marco Risi, che salutiamo. Marco Risi l'ho incontrato a casa di mio fratello perché hanno fatto una festicciolo di compleanno con mio fratello. Ti ricordi l'altro giorno abbiamo festeggiato, mio fratello mi ha detto auguri. Lui era il regista dell'ultimo capodanno. E allora mi ha detto, ma come va la radio? Sai, domani ci sarà Saverio Costanzo. Lui mi ha detto fagli complimenti che ho visto il film in memoria di me, è bellissimo. Poi lui da regista mi ha detto girato veramente molto molto bene, fagli grande, complimenti. grazie, Io ti riporto, i complimenti fanno sempre bene, fanno piacere. A proposito di cultura, di cinema, chiamiamo Moccia, Federico Moccia? Davvero? Sì. Federico Moccia, tu hai letto Moccia, Saverio? Io no, non ho letto. Hai visto il film? No. Ricordati di me? Tu vai al cinema? Io vado al cinema, sì, ma non ho visto ancora, non ho visto perché sono un po' in giro, ma... ma l'ultimo film che hai visto, ti faccio la stessa domanda ai cremonesi. L'ultimo film che ho visto, sono andato a vedere il mio sabato sera col pubblico. Ecco, il suo come l'ha preso il pubblico? Bene. Sì. Giovani? Misto, giovani ma anche anziani. Al Greenwich c'erano, che era il testaccio, perciò c'erano 40 fino a 60, ma anche meno, c'erano ragazzi di 25 anni, mi sembrava. Noi invitiamo invece i nostri ascoltatori, andate a vederlo e poi fateci sapere. E adesso, allora, se tu non lo conosci, caro Saverio, te lo presentiamo noi, stiamo per chiamare Federico Moccia, che è insomma lo scrittore del momento, lo scrittore caldo, lo scrittore dei Lucchetti, ha scritto Voglia di te, De Ponte Mirvio. Allora ci siamo quasi, chiamiamo. Sentiamo se c'è Federico, se a casa lo disturbiamo. Pronto? Sono Marco Baldini di Viva Radio 2. Quanti anni hai? Ancora, te l'ho già detto, ce ne ho 47. Mi fai tenerezza. Ma perché? Io sono contro l'accanimento terapeutico. Ma cosa capisco. Ma perché dici queste cose? Uno della tua età debba rimanere in vita a tutti i costi. Ma porca miseria, ancora. Senza i brufoli. Che senso ha la vita? Sei vecchio. Sei vecchio, ma soprattutto impermeabile a quel vorticoso conato che si chiama amore. Ma che ti droghi? Perché
Dai, dimmela. Sono Moccia, sono Lo Federico. sappiamo, sì. Sono Federico. L'amore, stavi per dire? Moccia, scrivo, mia moglie si chiama Penna di Sì, cognome. certo, tu cosa potevi fare? L'amore è come una farfalla che si posa leggiadra su una prostata Ma infiammata. dai, ma che schifo, un'immagine orribile. Senti, ma dove ti trovi oggi? Oggi sono a Milano. A Milano. Sono a in Milano. incognita. Cosa fai a Milano, scusa? Per non farmi riconoscere, sai che ho fatto? Che hai fatto? Mi sono anche tolto il cappellino con scritto Federico Moccia sono io. Figurati. E che fai là a Milano, dai? Roma ormai mi va stretta. Voglio certo. esportare il mio successo anche al nord. Basta con i lucchetti dell'amore a Ponte Milvio. È arrivato il momento di lanciare la nuova moda. Le reti da pesca dell'amore sul Duomo di Milano. Ma le reti da pesca, ma sei sicuro? Sì, perché nel mio nuovo libro che ho scritto questa mattina sulla linea 2 della metropolitana tra le fermate di Gessate e Cascina Coppa, certo. il protagonista si chiama Sanpei. Conosci? Sì, quello dei cartoni animati, dai. Ah, davvero? Sì. Non lo sapevo. Ah, vabbè, ok. Vabbè. Sanpei? È un caso di omonimia. Sì. Il protagonista si chiama Sanpei, un pescatore di Cologno Monzese che si innamora di Babbi, amica del cuore di Leti, che è follemente innamorata di Olli, che però ha avuto una storia con Ellie, anche se in verità lei amava Poppi, il quale non sapeva che Loli, Baby e Vivi stavano per aprire una piadineria a Quartogiaro, ma alla fine Sanpei segue la forza dell'amore e cattura con la rete da pesca la sua Babbi e insieme, mano nella mano, vanno ad adottare a distanza un piccolo pesciolino rosso del Mar Caspio. Una trama bella articolata, sento. No, è una gran minchiata. Ah, meno male. D'altronde io sono Federico Moccia, mica Umberto Eco. Certo. Però i miei libri piacciono. Appena uscito dalla metropolitana, pensa, ne avevo già vendute 15.000 copie e c'era già Scamarcio a girare i primi 5 minuti del nuovo film. Le lavorazioni del film però sono lunghe. Al cinema il film uscirà solo domani pomeriggio. Certo. È lungo, è ovvio. Questa è la forza dell'amore, perché l'amore è come un carciofo con un foulard di seta rossa sul gambo. Ma che caspita, vabbè. Senti, conosciamo meglio il Federico Moccia uomo. Tu che sai tutto dei giovani di oggi, che adolescente eri? Una pippa. A me non interessavano le cose banali come il calcio, le ragazze, i motorini, il jazz. E che ti interessava? A me piaceva scoprire tutte le sfaccettature più recondite di quel sentimento che si chiama amore. E quindi che facevi allora, insomma? Mi guardavo tutti i film con Lino Banfi e la Fenech. Ecco, immagino. Senti, prima di salutarci ti giriamo un messaggio che abbiamo trovato sul tuo blog. L'ha lasciato Mimma98. Allora, te lo leggo? Dice: ciao Federico, come stai? Bene, tu? No, Fede, no, guarda che questa te l'ha chiesto Mimma98, non io, Sì, scusa. Ok. Allora, ciao Federico, come stai? Insomma, potrebbe andare bene, però diciamo il film sta incassando, i libri vendono, quindi sono abbastanza contento. Leviamo come stai. Ciao Federico. Ciao. Ma non c'è verso. Allora, Step esiste davvero o te lo sei inventato? Mi puoi ripetere la domanda? Allora, Mimma98 ti chiede. Aspetta, Mimma98. E ti dice: ciao Federico. Ciao. No, ecco, scrive anche ciao lui. Ciao. Sì, come Poi? stai? Bene. Scrivi accanto. Poi? Ma Step esiste davvero o te lo sei inventato? Che c'è il punto interrogativo? Sì, in fondo sì. Allora, ma Step? Esiste davvero o te lo sei inventato? A Mimma98 voglio parlare con il cuore e le voglio sinceramente dire. Sì. Ma i cazzi tuoi, Grazie al nostro Federico Moccia. Será um lindo dia, te levo pro parque. Chegou primavera e eles vieram como dançando. Ai, como é doce a melodia. Te quero sorrindo, cantando ao meu lado. Chegou primavera e eles vieram como dançando. Ai, como é doce a melodia. Um domingo de maio, sob o sol da manhã, borboletas voando, arco-íris do céu, parecendo até quadros, cores doce papel. Tem criança cantando, abelha fazendo mel, brincadeira de roda, um lindo carrossel. Não é sonho, é vida se você quiser.
te amo, minha doce metade. Chegou primavera e eles vieram como dançando. Ai, como é doce a melodia. Um domingo de maio, sob o sol da manhã, borboletas voando, arco-íris no céu, parecendo atempada em cores doce papel. Tem criança cantando, abelha fazendo mel, brincadeira de roda, lindo carrossel. Não é sonho, é vida se você quiser. Um domingo de maio, sob o sol da manhã, borboletas voando, arco-íris no céu, parecendo atopados, folhas doce papel. Tem criança cantando, abelha fazendo mel, brincadeira de roda, lindo carrossel. Não é sonho, é vida se você. Não é sonho, é vida se você. Não é sonho, é vida se você quiser. Ana Flora, Nina Mina, eccola qua. Volevo ricordare che stasera vi aspetto tutti a Carrara. Sì. Sono a Carrara a fare lo Mezzo ai spettacolo. marmi. Volevo fare il ballerino. Mezzo ai marmi. Chi viene prima, Massa o Carrara? Massa. Non sai nulla Carrara? di quella zona, ma non lo so. Non lo so, è Massa, penso. Oh, ma senti Prima un Massa po', e poi senti Carrara. ma gli abitanti tra Massa e Carrara. Un tempo c'è c'era. dell'astio? Un tempo c'era. Si prendevano a serciate? Sì, ma più che altro adesso è fra Massa e La Spezia. Ah sì, fra Massa e La Spezia, quindi non esatto. devo fare battute magari. No, meglio lì, né Guarda. meglio di fare bravo, perché sei in Toscana, non sa mai come la prendono. Sì. Senti. Scusa, visto che c'ho Saverio, Sì, certo. Saverio Costanzo, avete capito che c'ha un grado di parentela con un altro Costanzo, vero? L'avete capito? L'avete capito? No, è No? un caso d'omonimia. Perché io avevo letto una cosa sul libro che papà aveva scritto, avevo letto che lui era un po' preoccupato quando giravi il film in Israele, no? E voleva che tu non andassi. E a un certo punto tu da adolescente cosa hai detto? Papà, e lì? Sì, voleva, sì, So che non ami parlare del rapporto, però qui lo facciamo in maniera. Certo. No, io ero lì, in realtà noi stavamo preparandoci a girare il film lì, però appunto c'erano attentati continuamente. Ha fatto un po' di pressione, diciamo, sul mio produttore affinché. Ah, lui andava adesso a scuola, no, porta là, lascialo sta qua, perché, e tu lì ti sei un po' arrabbiato, diciamo. Io lì mi sono arrabbiato, sì, perché poi non mi piace questa intromissione. Però lui no. ha capito. Sì. Non ha capito, lui non ha capito. No, ma tanto poi siamo comunque andati, penso, abbiamo girato in Calabria il film, perché abbiamo immaginato Israele. È stata anche una fortuna in fondo poi. Ma l'avremmo fatta a prescindere dalla. Senti, ma lui ha visto il film Private, è rimasto colpito? Questo, è rimasto molto colpito. Mi piace molto. Questo invece no, ancora no. Ah, non l'ha visto questo? Ancora no, glielo farai vedere, sì. Ma lui va al cinema o glielo porto? Ma non penso, sai, o un DVD appena c'è, insomma. Appena c'è, sì, non se lo vedi. Va bene, mi piace ogni tanto. Ecco, visto che bisogna sapere queste cose, certo. Sfroguliare. C'hai già progetti per un prossimo film? Ancora un'idea, una cosa? Oppure hai intenzione di fare anche del film, del cinema, che ne so, una commedia? Mi piacerebbe molto. Vero, perché una commedia poi che sembra che la commedia non è facile. Non è mica facile fare una commedia. Poi una bella commedia, mi piacerebbe trovare i tempi comici perché si può anche far ridere con delle inquadrature, con delle cose, delle espressioni, non per forza con le battute, Beh, ti piacerebbe? Un domani, sai, qui abbiamo dei commediografi qua. Sì, eccoli qua. Un domani. Allora, caro... Senti, parliamo di cultura, parliamo di Franco Battiato. Francuccio vai, nostro. Chiamiamo il maestro Franco Battiato a casa, sentiamo se ci risponde. Pronto? Sono Franco, con chi parlo? Franco Battiato? No, Franco Califano, ma che minchia vuoi che io sia? Vabbè, che ne so. Non lo so, certo che sono Battiato. Cosa stava facendo, maestro? Cosa stavo facendo? Pensavo. Pensava. Un oceano di silenzio scorre lento senza centro e né principio,
Cosa Maestro? avrei visto del mondo senza questa luce Maestro? che illumina i miei pensieri? Per la radio, Ieri, buongiorno. quanta pace trova l'anima, dentro scorre lento Ok. il tempo tempo, di sì. altre leggi di un'altra dimensione. Maestro? E scendo dentro un oceano di silenzio, sempre in calma. Maestro? Sì? La radio, buongiorno. Buongiorno. Facciamo finta. Che stava facendo? Stavo mungendo le capre per fare la ricotta dei cannoli. Lo sai qual è il problema? Sì. Il problema è che sono caprette nane. Hai presente quando sono alto io? Sì. E mungerle è un casino. Sì, Manlio, ok. Manlio, che stai facendo? Manlio! Scalambro, Che sta facendo? levatali dal naso, che fa schifo, non si usano così. Allora, Manlio, questi si chiamano auricolari. Si mettono nelle orecchie per ascoltare la musica, no? Era il filosofo lì, Manlio Scalambro? No, era Manlio Dovi del Bagaglino, certo. Ah, ecco che era. Forse da parte, Vabbè. va. Maestro, c'è una domanda che le volevo fare, scusi, ma che ne pensa della politica italiana? Lei da che parte si colloca? Vede, non bisogna avere una visione tolemaica della politica. tolemaica? Io ho studiato diverse discipline e dottrine politiche, Sì. da comunismo, fascismo, marxismo, socialismo, maccartismo, berlusconismo, pippo baudismo, ma nessuna di queste mi soddisfa. E allora secondo lei qual è la soluzione? L'onanismo. Ma no! Maestro! Non ci sono dubbi su questo. Una politica onanista gioverebbe a tutti. Ma insomma, via. Ma lei non lo sa? Insomma, la sana Zaganella o Rasponi, Maestro! che dir si voglia aiuta e stimola la creatività e Vabbè. nonostante pensa l'onanismo sia una pratica solitaria, aiuta l'aggregazione fra i popoli. Boh, sarà anche vero, ma ci vuole ben altro per governare un paese, eh? Questo lo dice lei. Innanzitutto, se si praticasse veramente una sana e salutare politica onanista di massa, ci sarebbero di sicuro meno guerre, Perché? anche perché sparare con una mano sola è difficile. Certo, non è facile. Ma lei è proprio convinto di queste sue idee? Assolutamente sì. Pensa, io divenne onanista all'età di 12 anni. Vabbè. Pensa, tutte le mie foto fatte quando avevo 12-14 anni venivano sempre mosse. Ci credo. Ma c'è un politico in Italia che le piace almeno? Sicuramente Fassino. Perché? Visto come è magro, mi somiglia. Secondo me anche lui è un esperto del fai da te. Ecco. Manlio, tu che ne pensi? Antropo. Anche il maestro Scalabro Con la voce di Mario Bianchi, non è è male. d'accordo con me. Manlio, dove vai con quelle palle di fico d'India? Manlio? Manlio, in bagno non con quelle, non si usano più le palle di fico d'India. Hanno inventato la carta igienica, Manlio. Scusatelo, ma Scalambro non ho mai sentito parlare di 10 piani di morbidità. Certo, maestro. Che devo vabbè. fare? Ma La nella ringrazio. sventura Ecco, è ripartito non ti un'altra colga volta. sgomento Niente. per te, non sorga il giorno. È ripartito, Che alla tua arrivederci. gioia sia compenso di dolore. Grazie, maestro. Ah, quante Maestro. volte un malefico vento. Maestro, niente, è partito. Senti, allora ci rallegriamo un po' sentendo un disco? Quello Io che- non vedo l'ora di vai. rallegrarmi e di ballare Con? proprio come un pazzo. Sì. Non lo so. dici Gazzibo. Tears for Galileo. Dai, lo sentiamo. Gazzibo che abbiamo avuto ospite quando? Sì, una settimana fa. Settimanella circa, fa ci cantò le sue belle Bravo canzoni. anche dal vivo, Dal vivo cantare, sì, cantò sì. Lunatic, ti ricordi? Sì. No, Lunatic proprio non la fece. Non la fece Lunatic. Masterpiece. Alla Chopin. E com'è la Chopin? Fanno un pezzetto? Bello, bello. C'è un pianoforte qua. È bella, è bella. Bello. Il giro. Sì, bravo. Pensa se l'ha cantata in napoletano. Guarda, falla da capo un attimo. Sentiamo. Col naso. Sì. È vero, cantano col naso, Lasciatemi, pensavo, sentimento. Ci sta, Graziella.
mi piace d'Alessio. I like Chopin. Qui parte la tarantella. Swept across the atmosphere again, a satellite to reach to the sky. Fly by orbits, checking moons. You never left your sights too soon either. And guess what? Asteroids, they broke their veils. Just years for Galileo. Shed my tears for Galileo. Just tears for Galileo. Oh, I wanna shed my tears for Galileo. Just tears for Galileo. Gazebo, Tears for Galileo, eccolo qua. Allora, è arrivato il momento del tribunale, sai, no? Sì, però prima vogliamo fare una cosa. Dimmi. Vogliamo provare a chiamare Mike ora in che non- anticipo? Sì, in anticipo. Che non se l'aspetta, Che non se magari. l'aspetta, dai, proviamo Sentiamo a se chiamarlo. c'è sempre il cuscinetto. Sentiamo un po', Sì, vediamo se l'aspetta sentiamo. proprio. Se squilla. Sentiamo. Pronto? Ciao Mike, sono Rosario. Ah, ciao, come mai mi chiami? Perché, sai, Non hai finito il programma? ancora no, manca un po'. Ah, ho capito. Sei in diretta, non ci credi? Guarda, Lasciami andare che ho una riunione qui in questo momento. ma con Bene? chi ce l'hai? Ti saluto, poi ci sentiamo. Mike, non mi chiudere il telefono. ti prego, Mike. Ma no, ma io devo fare, abbi pazienza, Vabbè. dai, sto lavorando. Ma Abbi che- pazienza, chiedo scusa a tutti. Va C'ho bene. una riunione, sono in mezzo a tutti adesso. Ah, non beh, posso parlare. ma in con chi- altri cuori, ci sentiamo domani. In alto i cuori. Ci ha riappeso il era solo, ha fatto finta, Ma va, chiedo scusa a tutti. sta Era da solo, solissimo. stava da solo. E che non c'aveva voglia, Non c'aveva proprio, tutto il voglia, giorno non tutto posso il giorno, stare tutto dietro il a te. giorno, vabbè. Fantastico, senti. Allora, richiamarlo, chiamiamo- se adesso noi lo richiamassimo, No, ci manda. no, adesso comincerebbero le parolacce. capito? Sì, La quelle seconda brutte. telefonata lui scatta la parolaccia, Sì. alla terza No, non ti viene risponde. qua di persona da Con Milano con un'ascia. l'aereo privato e ci spruzza addosso la sua vernice per capelli. Senti, allora proviamo a collegarci con il tribunale, Proviamo dai. con il Tribunale, sì, va, ci tribunale siamo. penale. Silenzio! Eccolo. Lo dico io, silenzio. Ma, insomma, lo dice il giudice in genere, però. Lo dica lei, giudice. Se non le dispiace. Silenzio, grazie. Signor giudice, signore della corte, oggi abbiamo superato il limite. Stiamo accusando, guardatelo qua, un uomo, stiamo accusando un uomo di un crimine ridicolo. Ridicolo, signor giudice. Avvocato, il suo cliente ha ucciso almeno 10 persone ed è sospettato di altri 5 omicidi. Il suo cliente è un serial killer. E qua cade tutto il teorema accusatorio. Serial killer. Si fa presto a dire serial killer. Un termine inglese. Il mio cliente manco lo sa l'inglese. Allora. Ha solo la terza media. Ora, che prove abbiamo che sia stato lui? L'accusa darà che sono state trovate 3 dita di 2 delle vittime in un cassetto della scrivania del mio cliente. Cosa vuoi che sia? Ma io vi domando, signor giudice, a chi di voi non è mai capitato di chiudersi le dita in un cassetto? Ma che cavolo, signor giudice, insomma. Ora, se noi condanniamo quest'uomo, insomma, uomo. se noi lo condanniamo, se noi lo riteniamo colpevole, se noi lo condanniamo, che dire di questi che abbandonano i cani per strada? Di questi che sul tram non lasciano il posto ai vecchietti? Certo. Di questi che spostano i mobili di notte?
Noi non siamo qua per giudicare l'assassino, ma l'uomo. Nella paterna e nella braccia. Voi mi direte, quest'uomo qualche lieve disturbo psicologico ce l'ha? Da lei. Ma chi non ce l'ha? Prendiamo ad esempio questi che hanno i ticchi nervosi che quando ti parlano ti strizzano l'occhio. Certo. Le vogliamo denunciare per adescamento? No. Lei che cazzata non lo dice? Non lo può dire imputato. Perché lei, Per favore, silenzio. lei è imputato. L'accusa ha portato come prova, pensate, i filmati delle telecamere di un parcheggio sotterraneo in cui si vede il mio cliente che sega in due un cadavere. Quindi già morto. Certo, allora. Io dico che questa è violazione della sua vita privata. Certo. Avvocato, questo ammazza la gente, lasciate stare la privacy. Ecco, ha visto privacy, ci siamo. Le ho già detto che il mio cliente non sa l'inglese. E poi uno della sua vita privata fa quello che vuole, se no, che vita privata è? Chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Chi siamo noi per dire che fine ha fatto il biondo degli 883? Voi ve lo ricordate il film Il silenzio degli innocenti? Sì, bello. Ve lo ricordate? Dimenticatevelo. Perché ho sbagliato esempio. Anche se ha vinto 5 Oscar, mica uno. Vabbè, che... Ora, voi direte quest'uomo ha ammazzato 10 donne? Forse 15. Ma come dice il sommo poeta, donne, du, in cerca di guai, donne al telefono che non suona mai. Dunque, c'è irragionevole dubbio che se la siano cercate. Per cui, signor giudice, sicuri di un suo verdetto favorevole, attendiamo sereni il vostro giudizio. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del Codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo, scusi? Zitto, che poteva andare peggio. Ma come peggio? Scusi, Stai ma zitto! l'ergastolo, mi ha dato l'ergastolo. Non ti sono accorte che alle cedite nel cassetto gli avevi mangiato pure le unghie. Eccolo qua. Fumo sigarette quasi l'una di notte. Siamo già partiti, siamo in viaggio di nozze. Lei mi tiene il broncio, chiude gli occhi, fa l'offesa. Mi ha detto aspetta caro, che sarà una sorpresa. Oh, chica chica boo. Oh, chica chica boo. Ti prego amore, non mi tentare. Dimmi che mi vuoi. Oh mamma che mi tolta le mutande. Stavano 5 questo e c'era pure l'elefante. Oh mamma chiamatemi subito un dottore. Oppure un esorcista, forse è meglio un domatore. Oh mamma. Cica, eccolo qua, l'elefante. Allora c'è una rientro. Vuoi un po' di acqua che ci hanno portato adesso? Guarda, non è gasata, si vedono proprio, guarda, c'è il gas che sta uscendo da solo. Silenzio totale, silenzio. Senti. Pensa questo l'acido nello stomaco. Ti corrode tutte le cose, grazie. Ha gasato a me, grazie. Signore, ritorna? Sì, ritorna dopo tanto. Signori, la cultura, veramente abbiamo con noi grande della Umberto Eco. Umberto Eco. Signori, applauso teatrale sì, per Umberto Eco. No, teatrale per Umberto Eco. Allora, sappiamo che fra il nome di Umberto Eco e il concetto di cultura c'è un'assoluta analogia. Ecco Baldini, Sì. lei dice analogia, Sì. ma con questa parola analogia intende somiglianza, affinità, o per analogia intende lo studio del fondo schiena? No, ma no, professore, era una semplice presentazione, avrò Ma sbagliato termine, scusa. Certo. Ha sbagliato termine, perché? Perché? Può succedere. Perché non fa più attenzione, Vabbè, si ricordi, errare, Sì.
humanum est, sed ok. Ha capito? Sì. E che significa? Perseverare, diabolicum. E che significa, scusi? Significa rubare umano, ma perseverare è diabolic. Ah, ho capito. Non lo dico io, ma il filosofo Immanuel Kant, padre di Eva Kant e quindi suocero dello stesso diabolic. Senta, ma non avevo fatto caso alla parentela. Ha detto errare humanum est. Est. Ho capito, Non mi confonda tolemaicamente l'est con l'ovest e il nord col sud, se no in Vaticano i cardinali devono stare in altri punti. Professore, sui punti cardinali, quelli che sono preparato anch'io, insomma, so anche che la bussola fu inventata da Flavio Gioia. Bravo! Vede che qualcosa... Baldini, Flavio Gioia inventò la bussola e poi Mina ci andò a cantare. Prima ci si orientava con le stelle, se vedevi l'Orsa Maggiore dicevi è ovest, se vedevi la stella polare dicevi è nord, se vedevi l'Orsa polare dicevi scappiamo. Quanta cultura, professor Eco, ma da chi ha preso queste nozioni astronomiche? I maestri sono stati Wolfgang Kepler, più brevemente Keplero, conosci? È l'astronoma di Ponza, più brevemente detta Astronza. Vabbè, professore, la lasciamo ai suoi studi, la lasciamo che è meglio. Certo, guardi, io continuo a studiare quotidianamente, le ricordo che io non nascetti imparato, quindi... Professore, ha fatto due errori stavolta, si dice non nacqui istruito. E io che ho detto? Non nascetti imparato. No, professore, ritorna una volta, non si adombri, per favore, no. Questa volta niente. Sta partendo, sta accendendo i razzi. Non si disperi, professore, non si disperi, sta partendo, è in pista, decolla, è decollato, sta volando per la stanza, torna indietro, risale sopra, torna. Succede, grazie al professore. Entertainment presenta il nuovo programma di Adriano Celentano. In verità vi dico su Rai 1. Fra mai. Siamo arrivati ai saluti. I nostri saluti, titoli di cose che solo tu sai fare, sai fare, veramente. Vai. Viva Radio 2, programma di Fiorello, Bozzi e certo Cassini, Dirisio, Taddia, Baldini. E c'è anche un ometto che collabora ai testi e che è Roberto Testarmata. Le musiche di Enrico Cremonesi. I musicisti Massimo Pacciani alla batteria, Isgro al basso, Antonello Corraduzza alla chitarra, Ambrogio Frigerio al trombone, Daniele Giardino alla tromba, Michael Rosen al sax, i tecnici Marco Azzori, Marco Cristilli, Mauro Tonini e Tony Marinelli. La redazione Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, il backstage, sito internet Marco Lui, la regia di Marco Lolli, programma a cura di Marina Mancini. Grazie, Eccoci. l'appuntamento è domani da Bologna, ragazzi. Siamo a Bologna domani? Domani siamo a Bologna. Domani siamo a Bologna. Ci Sì, a sarà Bologna. Samuele Bersani. È vero. E salutiamo Saverio Costanzo. Andate al cinema a vedere In memoria di me. Grazie Ciao, Saverio. ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.